Amici bellini, dobbiamo parlare dell'Udinese, perché vi leggo, vi vedo che state parlando di mercato, il blocco soft, le cose che si possono prendere in prestito, la Supercoppa. Invece no, caro Antonio, che non si fa la conferenza. L'Udinese, perché è una paura fottuta. Cominciamo? E ripeto, a beneficio di chi, perché ho visto che gli ultimi video vi siete presi un po' una... No, voi che state vedendo no, ma qualcuno si è preso una pausa. Quindi chiedo a voi fedelissimi di cliccare molto il like, eccetera eccetera, perché sennò l'algoritmo se ne scende. Io ringrazio e do il benvenuto a Diego Esposito, che bel nome, Diego Esposito, un nome bellissimo. Però i numeri sono numeri e non possiamo atteggiarci quando facciamo l'esploit, ci atteggiamo per l'esploit. Ma quando vedo che c'è un leggero interesse in calo per le cose del Napoli o per le cose mie, perché può essere pure che sono tutti interessati al Napoli ma non vi piacciono più i miei insomma, l'Udinese, perché io aiuto, ho un pochino di difficoltà, perché ero già preoccupato per l'Udinese, questo ve l'ho detto, ero già preoccupato per l'Udinese prima del Benfica. Pensavo che col Benfica in qualche modo, cuore oltre all'ostacolo, si potesse fare qualcosina, e poi avevo l'Udinese che si trovava in mezzo alla Champions e alla Supercoppa, avevo un attimo di difficoltà, ho detto che questo è il classico trappolone. Però oltretutto c'ho un po' di notizie che mi stanno arrivando per vie traverse, che ovviamente vanno prese con le molle, perché non le ascoltate io in prima persona, e quindi non voglio fare né sensazionalismi, non voglio fare allarmismi, eccetera eccetera. Però alcune cose che mi stanno arrivando mi fanno unire dei puntini e avrebbe senso tutta una serie di cose che stanno succedendo e che potrebbero succedere. Perdonatemi se non posso essere più chiaro di così per ora, e poi andremo ad approfondire, approfittando dell'analisi tattica, e cioè dello schemetto. Veniamo a capire perché Juan Jesus, Monerit, Sky ha cambiato idea un'altra volta. No, Juan Jesus gioca. Insomma, non è chiaro, la conferenza ci avrebbe aiutato anche per questo. Ma cosa ci cambia? Tanto sappiamo che non cambieremo modulo, potrebbero cambiare solo gli interpreti. Se qua non c'è Buongiorno c'è Juan Jesus, ed è una zona delicata perché lì toccherà la marcatura di Zaniolo. Questa è la situazione che ci possiamo aspettare contro l'Udinese con il più classico dei 3-5-1-1, cioè 3-5-2, però con la seconda punta che è lo Zaniolo che si aggira in questa zona. Ho controllato le sue mappe di calore, anzi ve la posso pure far vedere, perché vi dovete fidare di me. Ve la faccio vedere, tanto qua abbiamo cavetti, abbiamo tutto. Faccio esplodere il computer e, spostandoci, mappa di calore di Zaniolo che si aggira in quella zona per tutta la partita, quindi può rientrare col sinistro per poi calciare in porta a giro. Insomma, lo conosciamo, non dobbiamo spiegare, non dobbiamo scoprire niente su Zaniolo. Quindi questa è la situazione in cui il nostro braccetto di sinistra, Buongiorno o Juan Jesus o addirittura Olivera, se poi dovesse essere, dovrà spezzare la linea quando sarà il caso per tentare qualche anticipo. È un Buongiorno in grande forma, io mi fido al 100%. Il Buongiorno che abbiamo visto col Benfica un po' di meno, però vabbè, speriamo che abbiano recuperato energie mentali. Ritorniamo alla situazione per vedere gli altri accoppiamenti. Nessun dubbio, Rrahmani-Davies, se sarà Davies insomma la punta centrale. Eravamo, si dice, bellini. Di Lorenzo ad andare a prendere Rui Modesto, se sarà Rui Modesto, insomma, così abbiamo la quasi certezza di Zanoli qua. Metto Spinazzola, non lo so, Oliveira, Spinazzola, lo scopriremo. E qua c'è da capire se McTominay può riposare e può giocare Vergara, se invece McTominay non lo togli mai e fai riposare Elmas per mettere Vergara. Io mi aspetto Vergara. E me lo posso aspettare, anche perché sto leggendo anche di un Allegri che sta facendo un po' di pretattica, che potrebbe far riposare anche Modric, hanno il tempo di recuperare Fofana, poi recupereranno Leao, tutti per la Supercoppa. In questa partita con Sassuolo potrebbero fare un pochino di... non hanno molte alternative, però potrebbero far riposare quegli elementi chiave. Di conseguenza anche Conte potrebbe ragionare su questa cosa qua. Interessa a Conte
Conte, la Supercoppa, visto che sono 2 finali. Voi mi avete fatto giustamente notare che se poi vinciamo, se perdiamo, non c'è lo scontro, un'ulteriore partita, e quindi ci sono quei 10 giorni di cui vi parlavo ieri. Se invece vinciamo, e speriamo che vinciamo, ci sarà meno tempo per recuperare, cosa che è la chiave di tutto, perché Conte, che può avere delle difficoltà nella gestione, quello che lui è stato più chiaro che mai, lui ci ha parlato di riposo. È quello il problema più grande di Conte. Quando si parla di Conte che in Europa non è buono, secondo me l'approfondimento andrebbe fatto in maniera diversa. Non è il fatto che lui non sa giocare con le squadre europee, così un problema di tattica, non credo che sia quello. Io penso che sia il problema che prima di tutto il tempo di preparare le partite, il modo in cui prepara le partite, c'è bisogno di più tempo probabilmente. Lui già col Benfica ci aveva fatto intuire che serviva un giorno di riposo, e meno male, però poi molto della fase tattica della preparazione è stata fatta con gli schermi e quindi non nello specifico sul campo, perché non c'è tempo. Allora il problema è proprio quello, l'impegno ravvicinato, il doppio impegno è quello che secondo me manda ancora più difficoltà a Conte. E se forse, questa è una cosa, un'intuizione che viene da Valentina direttamente dal gruppo Telegram, e la condivido, forse viene anche da lui l'idea di non fare conferenze per quanto si risparmia, un'ora, 45 minuti risparmiati, e anche quei minuti sono importanti per studiare e per vedere cosa si deve fare. Quindi è un problema di riposo, e penso sia un problema di riposo anche per quanto riguarda gli eventuali infortuni e tutte le situazioni, perché gli infortuni stanno capitando a tutti. Poi i giocatori devono essere messi in condizione di recuperare. Lo sforzo in campo lo fai, lo sforzo in allenamento lo fai, se poi è il tempo di recuperare in maniera seria prima di fare un'altra partita è un conto. Se invece devi andare subito a 1000 è un altro, e poi là è una lotteria, è un terno al lotto se riesce il tuo corpo a reggere oppure no. Poi ci sono altri discorsi da fare e ve li farò tutti, perché se parlate di mercato dobbiamo fare un altro tipo di approfondimento. Insomma, Elmas, McTominay non lo so, Vergara non lo so, questi siamo, e se perdiamo questi qua, la speranza è di recuperare Lobotka. Ho sentito che forse abbiamo recuperato Gutierrez ti apre la possibilità di tenere in panchina un jolly come Spinazzola, nel senso che gioca Gutierrez qua, Spinazzola te lo puoi giocare anche al posto di un Lang, perché adesso sto leggendo di un possibile cade tutto, è caduta la... mettiamo qua. Un possibile ritorno di Politano in campo, il che istintivamente mi fa dire via Lang, Neres a sinistra e Politano da quest'altra parte. Questo lo scopriremo se, come vedete, Beukema l'ho messo qua perché, come abbiamo visto con la Juve, a questo punto sarà lui ad avere forse un po' più di spazio e capire se il vice Atta dovrà andarlo a prendere o se Beukema dovrà andare a prendere il vice Atta. Kellenkamp potrebbe giocare qua, quindi se lo potrebbe prendere McTominay. Castrom al centro se lo va a prendere Elmas o Vergara, e qui Fantacalcio porta Piotrowski, confermato anche dall'altra app, quindi questo è. Un altro dubbio è ovviamente Højlund Lucca, perché anche Højlund l'ho visto correre un po' a vuoto col Benfica, lo sforzo lo hanno fatto. Io se Lucca fosse un altro, io vi direi, perché vi ricordate il discorso che vi ho fatto prima del Benfica? Fai riposare McTominay, metti Vergara, però vi ho detto anche non me la sento di prendermela con Conte e dire addirittura devi mettere Lucca col Benfica, perché altrimenti avremmo detto a Conte non se ne frega niente della Champions, mette le riserve col Benfica, perdi col Benfica e allora sei tu che non vuoi andare avanti, è automatico. Invece lui ha messo tutti praticamente i titolarissimi, portandoli a uno sforzo esagerato ancora di più, compreso Højlund, che probabilmente anche lui non può arrivare a fare, perché sta facendo un lavoro anche di fase difensiva molto intenso, penso che lo stiate guardando. Di conseguenza, se Lucca non fosse Lucca, io vi direi vai, c'hai Pellegrino, c'hai Bonni, faccio dei nomi a casaccio, li può giocare. Invece Lucca, e mentalmente mi sembra che abbia un po' staccato la spilla, lo abbiamo visto, qua non c'è bisogno di insider che ci dicano cose, e mentalmente si vede che sta un pochino fuori, quello che ci siamo detti all'inizio, no, sono il vice Lukaku, poi viene preso Højlund e sparisco dalla circolazione, e lì è una questione più
più profonda che ci porta anche al discorso del mercato, perché se ci confermano questo ban soft del mercato significa che o devi aggiungere tu della liquidità nella società, cosa che non credo avvenga, oppure devi vendere per comprare, cosa che spero non avvenga perché sono tutti giocatori fondamentali. Puoi pensare di rinunciare a Mazzocchi, che sembra uno di più, Marianucci che l'hai preso ma non rientra più nelle rotazioni dopo il Milan, insomma non è rientrato più. Le fantasie si possono portare, vendi Politano, no, dobbiamo essere chiari su quelli che poi hanno anche mercato oppure no. La questione di Lucca è un pochino più interessante perché il Napoli dovrebbe poi riscattarlo per poterlo vendere, ma sto anche leggendo in giro e va approfondita la cosa che potrebbe essere un riscatto condizionato anche a delle condizioni, a un numero di bonus, a presenze, gol eccetera eccetera, quindi si spiegherebbe anche se uno non affonda troppo nell'utilizzo di Lucca. Capitemi, se sono pentiti di un acquisto fatto che magari non sta funzionando per un motivo o per un altro, potrebbe anche essere che questo ti porta a. Quindi sono un pochino preoccupato, non vorrei che ci fosse la testa alla Supercoppa, e a me, come lo sapete benissimo, la Supercoppa mi interessa tantissimo, però questa è una giornata dove sapete le altre due, insomma, Inter e Milan hanno partite sulla carta abbordabili e sono molto preoccupato. Squadra super fisica, quindi sforzi fisici, duelli, le cose che ci hanno detto bene, insomma, sono funzionate nelle altre partite di campionato e che non sono funzionate nella partita col Benfica. Allora, o pensiamo che il Benfica è superiore alla Serie A, ma di gran lunga, perché la Serie A, sebbene noi la conosciamo e ci siamo affezionati, probabilmente non è allenante e performante come qualsiasi altra squadra in Europa, o è quello e allora non c'è problema, noi i duelli con l'Udinese li vinciamo, oppure è una questione di troppe partite consecutive, non ce la fai più e quindi era fisiologica adesso nella speranza di recuperarli un po' di energie fisiche e mentali. Non vi avevo detto l'altra cosa, vabbè, lasciate il like finale giusto per o si inserisce la liquidità oppure fai solo prestiti, e il discorso del prestito si lega ovviamente sempre a Maino o Mainu o comunque lo vogliate pronunciare, dove però il problema per Coppa d'Africa riguarda anche noi e riguarda anche il Manchester, perché anche lì partiranno dei giocatori, ci ha detto Fabrizio Romano, e quindi non sarebbero convintissimi poi di lasciarlo andare perché a quel punto gli serve, e questo vale il discorso anche per Zirkzee che la Roma sta provando a prendere dal Manchester. Insomma, il mercato sarà importante per chi potrà farlo. Io non sono convinto che il Napoli potrà farlo o che vorrà farlo, nel senso che il problema qua è da dire bene, cioè da dirla bene la cosa. Non è che è colpa del blocco soft che il Napoli non fa il mercato. Il Napoli non fa il mercato perché ha già speso. Quindi non si può dire il discorso caccia i soldi eccetera. Li ha cacciati, è proprio il contrario di quello che il popolino può dire. Laurentiis non vuole cacciare i soldi, no, li ha cacciati, e ne ha cacciati forse troppi, tutti insieme, e adesso forse i sigari sono finiti e dobbiamo calmarci un pochino. Bisogna fare con quello che abbiamo, di conseguenza quello che abbiamo va gestito. Serve un po' di mazzo nel non farli infortunare tutti insieme nello stesso reparto, perché magari potresti gestire bene, ma lì è una questione di mazzo. Così è come per esempio quando a Fantacalcio tu prendi anche Noslin per coprirti Castellanos, ma metti Castellanos, perché è evidente, no, che metti Castellanos. Però ve l'avevo detto ieri che a Sarri piace di più Noslin che Dia, e questo avendo aspettato, mi permette di commentare anche la Lazio che vince 1-0 con 2 uomini in meno a Parma, e quindi ancora una volta il mio Pellegrino non va a bonus, nemmeno Castellani, quelli ho messi tutti e due così. Pensavo addirittura, ma il pianto ha funzionato, perché pensavo in un bonus di Zaccagni che ce l'avevo contro in un paio di partite, e invece espulsione brutta di Zaccagni. Quella di Basic, visto non ho visto, penso poca roba. Quello che invece fa discutere è il fallo di mano di Simeone, perché il Torino vince, ma all'ultimo minuto ci poteva essere un rigore per la Cremonese. Il dubbio
e che lui quando allarga, perché smettetela di dire che non è congruo. Se tu stai saltando di petto per prenderla di petto è congruo, non puoi saltare così. Che cosa sono i birilli? No, è congruo che fai così per allargare il petto e per prenderla. Se la palla prende prima il petto e poi ti sbatte sul braccio è una situazione di gioco che si può anche non chiamare. Se tu hai calcolato male e la prendi direttamente sul braccio, la deve essere rigore per forza. E quindi non lo so se hanno controllato il VAR, insomma si lamentano, ma la Cremonese quanti tifosi ha? Si lamenterà di meno. Bentornato Simeone. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani la live a che ora? Non lo so. Scrivetemelo nei commenti se la preferite subito dopo o se la preferite nel finale. Io sarò a vostra completa disposizione. Probabilmente vi posto prima la reaction, questo si può fare. State tuned.